Buonasera e bentornati a Momento Critico, un'analisi dei film di maggior successo con una persona che di analisi avrebbe bisogno, il nostro critico Vianeo da Mestre. Areo qua. Ricordiamo che lei è critico cinematografico, in cosa consiste il suo lavoro? Ma consiste un po' in tutto, ad esempio vado al cinema, guardo quello di là dal banco e dico ma secondo te sti qua per 5 euro se dei popcorn? Ma amore, ma ti devo scherzare, si fa una roba come un chicco de grano, scioppa. Questo è il critico. Una critica a 360 gradi, dunque la sua. Ma concentriamoci però sul mondo film e andiamo ad analizzare un film clamoroso, Romeo e Giulietta. Ah, splendido film d'amore, storia d'amore tra due giovani, Romeo e Giulietta. Loro si amano tantissimo, ma le loro famiglie non vanno tanto d'accordo. Esatto. Classiche robe che succede tra famiglie vicine di casa, certo. Ad esempio, non so, un colpo di vento e il bidon dell'umido rotola davanti a casa e st'altro. E ora sta a dire, Coco, il bidon dell'umido cosa femo con da portarti o ti viene intorno? Ah, beh, ciò tipo l'anche a portarmi, ho visto che ogni volta che ti passi di qua ti vieni sul marciapiede davanti a casa mia. Certo, vengo sul marciapiede davanti a casa tua, se ti metti sempre la macchina in mezzo al vialetto, quella è la strada con da fare. Comunque tranquillo, te lo porto mia il bidon dell'umido, te davo anche una sacchettata di schiaffoni. Solite cose che succedono tra vicini di casa. Ad esempio, no, ti rappresenti, è la pianta del figo, il ramo che viene fuori, no? E finisce dentro il giardino dei altri. E ora il figo casca, e sai, vogliamo per piacere tagliare sti rami o no? Perché ogni volta che casca un figo mi smalta tutta la macchina, me la sporca. Certo, però quando non te casca sulla macchina e via per terra tu ti mangi i figli. Senti, cosa ti serve una pianta e figli in casa tua che se tu ti brutti impestai tolte una pianta e cacchi? Solite cose che succedono tra famiglie vicine di casa, i soliti problemi, Noi no? stavamo parlando di Romeo e Giulietta. Ah, bravo, Romeo e Giulietta, sì. Romeo e Giulietta si amano tanto. Un giorno Romeo va a trovare Giulietta, ma la trova morta perché lei finge di essere morto. Esatto. Però uno lo sapeva e per la disperazione se copa. Davvero però. Critica? Mai fidarsi delle femmine, Coco. No, ma che critica è? Sì. Signore e signori, Momento Critico termina qui. Grazie al nostro critico Vianeo da Mestre. Mi guardo al risultato, Coco. Che risultato? Senti, chi ha vissuto di più? Giulietta. E chi si è morto prima? Romeo. E ora? Benvenuti a Call Center Cortesia Speciale Natale, il programma a cura di Duilio Scantamburlo e che è dedicato a tutti i disperati che ci ascoltano da casa, ancor più disperati durante le feste di Natale. Allora chi è che ci ascolta questa sera che vuole parlare? Sentiamo. Duilio, sono mia Ine. Mia moglie. Sì, sono io. Mia moglie. Il telefonista qua e ora aspettiamo in diretta se vado a parlarti. Sì, ma col telefonista qua proprio per non parlare con te, capisci? È importante, Duilio, ascoltami, sta Sì. detto che ho fatto la lista di invitati per il giorno del Natale. Sì, ma non potremmo parlare in casa, già non me ne ciava come argomento, ma parliamo in casa, no? No, è urgente, e ora che ho pensato così, ascoltami, Duilio, a pranzo vi tuoi parenti, ora che ci manca così a Ornella, se no si offende. Ma perché? Ti sai come che hai fatta? E ora che chiama anche Tosio Emilio che se sa che io mi chiamai a Ornella e io no, si offende anche Ma io. perché? E va bene il caffè, invece mi invitai i miei parenti. È vero che vedemo a vigilia, ma avuto vederti anche a Nadale. Ah no, che non sentiamo a mancanza, Bravo. E ora sta dentro il menù che pensa, antipasti di affettati. Sottaceti no, perché tanto gli sarà ogni anno. Tris dei primi, rosto, costegini, quei qua a pointa, erba cotta e verdure dei contorni. Faccio un dolce per quei che non piace il pandoro, i panettoni, dito che basta a video, è Natale. Sì, ho capito che è Natale, ma il concetto è mangiatoia, non è mica questo, ve te lo dico. Insomma, mi pare il minimo, Duilio. Dopo, casomai, se vuoi fermarsi anche a fin sera, torremo una pizza. Sì, perché abbiamo ancora fame. Ascoltami, Ine, per piacere, ne parliamo a casa, però posso dire un consiglio a te e a tutti quanti. Facciamo una regola per Natale, va bene? Quest'anno non invitiamo in casa persone che ci stanno sui maroni, non le invitiamo, va bene? Sai che hai ragione, Duilio. Sto anno niente qui che ne sta sui maroni, hai ragione. E ora ti dimmi, cosa hai fatto a Natale? Arrivederci e buone feste.